Allora Presidente, questa era una delle peggiori ferrovie italiane, adesso è diventato un fiore all'occhiello per tutta la mobilità su rotaia. Sì, guarda, Ciampi mi ricordo che diceva sempre una frase, che i piccoli possono solo diventare grandi, e penso che è la dimostrazione che invece di stare lì a piangere in continuazione ci siamo rimbocchati le maniche e abbiamo detto realizziamo un sogno. Li vedete questi tralicci che sono tutti, poi li vedrete meglio, è tutto ferro, c'è zincatura nuova, questo che fa capire che qui è arrivata la corrente. E anche in vista delle Olimpiadi questa sarà un'infrastruttura fondamentale. E voi mettetevi nei panni del turista, dello sportivo che arriva a Venezia, perché passerà per Venezia, se ciappa un treno, questo è un treno di una metropoli che può essere Tokyo piuttosto che Parigi o altro, cioè, io li ho presi i treni internazionali, vabbè non sarà l'alta velocità su cuscino magnetico, però insomma è un treno moderno. Questo va in pensione questo. Ecco, infatti vediamo adesso il presente dove siamo noi e il passato che... Eccolo qua, quello, la vecchia Ritorina. No, mi sposto. No, ma questo è il diesel, Si sente e si vede. E Presidente, ultima domanda, questa tratta può essere chiamata la tratta dell'UNESCO, collega Venezia alle Dolomiti passando anche per le colline? Bella considerazione. Venezia e la sua laguna patrimonio dell'umanità, le colline di Conegliano Valdobbiadene, del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell'umanità e ovviamente le Dolomiti patrimonio dell'umanità. Quindi siamo veramente in un contesto nel quale potremmo definirla la ferrovia del patrimonio dell'umanità. Sì, l'avevamo promesso ancora nel 2015 quando abbiamo inserito la rottura di carico sulla linea Padova-Belluno a Montebelluna, che avremmo lavorato per riportare il diretto non solo sulla Padova-Belluno ma anche sulla Venezia-Belluno. Oggi è un grande giorno perché finalmente vediamo i nuovi treni che sono arrivati con la firma del contratto con Trenitalia viaggiare su queste linee. Credo che da un punto di vista di comfort, di modo di viaggiare, insomma, qualche minuto si risparmia perché comunque sono 12 minuti in meno e viene eliminata la rottura di carico, che è una rottura di scatole di fatto, quindi il cambio treno a Conegliano. Credo che sia una rivoluzione, insomma il territorio lo aspettava da tanto tempo e una delle promesse è stata mantenuta. Adesso andiamo avanti perché il lavoro da fare è ancora tanto. E ecco, a proposito di questi treni, quanti sono quelli nuovi elettrici in questa linea? Ce ne sono diretti, ce ne sono 8 da Belluno a Venezia e 7 da Venezia a Belluno di diretti dove non c'è il cambio treno a Conegliano, quindi è un servizio decisamente migliorativo. Ecco, e a proposito di infrastrutture, il Veneto dopo la Pedemontana questa nuova linea è pronta adesso anche per la stagione turistica, mancano appunto l'arrivo dei turisti. Certo, ma i turisti torneranno, hanno già cominciato a farsi vedere, hanno già cominciato a tornare sul nostro territorio, i turisti hanno voglia di tornare in Veneto perché il Veneto di fatto ha tutto ed è accogliente, noi ai turisti vogliamo bene, li trattiamo bene, quindi dobbiamo avere solo un po' di pazienza, ma io sono convinta che la ripresa sarà molto prima di quello che è stato previsto. Sindaco Miatto, questo treno finalmente elettrico, oltre a collegare in maniera più efficiente diversi territori, può anche far ammirare le bellezze di tutto il vittoriese. Oggi è una giornata particolarmente bella per noi perché quest'opera finalmente è decollata e comincerà a funzionare regolarmente. Ha una funzione chiaramente tecnica molto interessante perché funge quasi da metropolitana di superficie e quindi faciliterà l'accesso e il recesso del bellunese per tutti i pendolari e con una certa sicurezza anche di orario e una cadenza utile, ecco così diciamo, per quel che riguarda l'economia normale della quotidianità di tutti noi. Commissario, oggi questa nuova tratta elettrificata che collega Venezia a Belluno, passando per Conegliano, che quindi diventa uno snodo fondamentale per il turismo che possiamo chiamare un turismo UNESCO. Certo, assolutamente, quindi è un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda le potenzialità del turismo collegate alle colline e all'UNESCO.